Al via Agrigento Ricicla con la sezione dedicata ai concerti, dopo la fase con gli studenti di informazione che avete fatto come comune. Ecco, un programma interessante dove abbiamo visto tanti gruppi che si sono esibiti. Diciamo che è molto interessante vedere anche la risposta che c'è in città. Questa è una città che attende da tempo di diventare una città normale. La raccolta differenziata non è una cosa straordinaria, renderà normale la città di Agrigento. Noi, grazie all'SRR, abbiamo ottenuto un contributo da parte del CONAI che finanzia per il 70% un piano di comunicazione. Fare un buon piano di comunicazione è il modo migliore per cominciare la raccolta differenziata. Stiamo cominciando prima della raccolta differenziata, accompagneremo con il piano di comunicazione tutta la prima fase dell'avvio della raccolta differenziata. La fase dei concerti è quella che noi riteniamo tra le più interessanti, perché in queste 3 serate del sabato 24, domenica 25 e quella della prossima settimana, quindi del venerdì 30, incontreremo molti cittadini, incontreremo soprattutto molti giovani e proveremo a parlare con loro spiegando le ragioni per cui è necessario avviare la raccolta differenziata in questa città. Ferma tutto! Qui non si brucia più nulla! Qui si ricicla! Felicissimi di essere qui a Agrigento per l'apertura della raccolta differenziata. Noi siamo un gruppo che suona con strumenti fatti con materiale di riciclo, non possiamo altro che essere felici di essere qua. Noi veniamo dalla Toscana, da un piccolo comune, Capannori, in provincia di Lucca, dove le buone pratiche della riciclata si fanno da tanti anni. Bene, questo ci ha ispirato, siamo musicisti, siamo stati ispirati dalle buone pratiche e abbiamo fatto questa band che suona esclusivamente con strumenti fatti con materiale di riciclo. Per esempio una chitarra può essere fatta con una cassetta del vino, la batteria abbiamo un fustino del Dash. Un basso fatto con una tanica, una normalissima tanica di quelle bianche col tappo rosso, con un pezzo di legno, e il principio un po' è quello appunto creato da Daniele di ottenere il massimo dal minimo. Spesso e volentieri i musicisti cercano sempre strumenti più costosi, più performanti, mentre invece noi abbiamo fatto esattamente il contrario. Il concerto di questa sera vuole testimoniare il fatto che dai rifiuti può nascere nuova vita. In questo caso dai rifiuti differenziati i musicisti di Lucca costruiscono degli strumenti musicali. Ecco qual era il messaggio che questa sera la SRR Ato 4 Agrigento Est assieme al Comune di Agrigento vuole portare nella città di Agrigento. Diciamo di differenziare bene, dall'umido specialmente secondo me vanno premiate le persone che fanno il compostaggio domestico, mentre per i cartoni, la carta, la plastica eccetera abbiamo la possibilità con le convenzioni che il Comune di Agrigento e l'Ato SRR hanno stipulato con il CONAI di portare agli impianti di riciclo e di recupero della plastica, della carta, dell'alluminio e del vetro. Musica! Evviva il pattume! Sigla! Sì.